Dopo Padova anche Verona al centro di un'inchiesta su peculato, corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà in procedure d'appalto e falsità in atti. La Guardia di Finanza della città scaligera ha eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 8 funzionari dell'AGEC, l'azienda comunale che gestisce gli alloggi pubblici, i servizi cimiteriali, le mense scolastiche nonché le farmacie comunali. Il nono arrestato è un imprenditore di Bressanone che opera nel settore immobiliare. L'indagine ha preso il via il 25 ottobre dello scorso anno in seguito all'esposto presentato dall'allora presidente dell'AGEC Michele Croce. L'operazione si riferisce in particolare agli appalti per il servizio di refezione scolastica nel periodo 2010-2013 per un ammontare di 28 milioni di euro per il successivo triennio sino al 2016 e la realizzazione di alloggi residenziali pubblici nell'area Fondo Frugose nei pressi di San Michele Extra. Il presidente dell'AGEC, Massimo Gallirighi, ha rassicurato i veronesi sulla qualità dei servizi dell'azienda comunale dopo la serie di arresti avvenuta oggi e che ha riguardato anche il direttore generale. I veronesi, ha dichiarato Massimo Gallirighi, hanno il diritto di sapere che tutti i servizi dell'AGEC andranno avanti. Gallirighi lo ha osservato al termine di un colloquio con il sindaco Flavio Tosi.